Dunque, avrete spesso sentito parlare, voi stessi, probabilmente tutti noi, qualche volta ci siamo espressi sia pubblicamente che così magari al bar o diciamo quando si parla con qualche amico, ma anche nei dibattiti pubblici, che la nostra città è discriminata rispetto al resto della provincia. Tante volte ci sono state iniziative anche di un certo spessore, per esempio mi viene in mente quella dell'avvocato Bosco Giachina, che era riuscito a raccogliere un certo numero di firme sufficienti a fare una legge regionale per avere più attenzione per quanto riguarda la tratta della Romea, oppure anche avere una tratta ferroviaria che collegasse direttamente Chioggia con Pio di Sacco e di seguito quindi con Venezia, tutte iniziative belle, di spessore, ma che a oggi, ahimè, non hanno portato alcun risultato. Ecco, allora se mi permettete, il mio punto di vista non è tanto che siamo discriminati perché siamo brutti, cattivi, antipatici, siamo, tra virgolette, meno importanti del resto della provincia perché nel resto della provincia ci sono 600.000 abitanti e qua ce ne sono meno di 100.000. Siccome le cose si fanno in base a tutta una serie di parametri, quindi anche la città, quindi una città di 50.000 abitanti ha diritto di tutta una serie di compensazioni da parte del governo e da parte della regione. Però chi decide alla fine di queste cose per quanto riguarda le competenze regionali, decide il Consiglio regionale. Capirete bene che un consigliere regionale che è stato eletto a Portogruaro piuttosto che a Mestre, per quanto io sono dell'idea che tutti, chi amministra ha a cuore la comunità, però per forza di cose è chiaro che avranno più sensibilità verso i temi, i problemi del resto della provincia piuttosto che quelli chiogiotti. Tenete presente che molti dei problemi di cui soffriamo nella nostra città sono ben diversi da quelli del Cavallino oppure da quelli di Venezia, centro storico per esempio, tanto per farvi capire. Ecco. Dove voglio arrivare con questo ragionamento? Voglio arrivare al fatto di dire che sembra ormai diciamo certo che le elezioni regionali saranno appunto a settembre ed è assolutamente imperativo che questa volta la nostra città esprima, riesca a portare non solo delle rappresentanze, ma avere proprio dei consiglieri regionali eletti con diritto di voto ovviamente in Consiglio regionale Veneto. Okay. Al momento noi abbiamo solo la Erika Baldin che è la consigliere 5 Stelle, bravissima, sempre attiva, si dà molto da fare, ma non è sufficiente. Il massimo momento in cui la nostra città ha avuto veramente peso all'interno del Consiglio regionale è stato quando avevamo ben 3 consiglieri regionali, Carlo Alberto Tesserin in maggioranza col centrodestra, Lucio Tiozzo del Partito Democratico anche c'è stata una legislatura anche Elso Resler con i socialisti all'interno del centro-sinistra e questo bilanciava. Voi capite che nel momento in cui il Consiglio regionale devono fare nel bilancio, devono decidere quanti soldi investire su certe infrastrutture, è chiaro che siccome si contano i voti, è chiaro che avere dei consiglieri regionali chiogiotti o che comunque vivono nell'ambito chioggiotto e che vogliono rappresentare la nostra città è assolutamente importante. Ecco. Allora l'invito, adesso io ho intenzione di fare altri step su queste elezioni, la linea che avremo come Chioggia Azzurra non c'è solo con Prato Andrea, ci sono diverse persone che lavorano, che collaborano, è quella di dare spazio a tutti i candidati locali, non daremo spazio a candidati di fuori. Quindi ve lo dico già, noi sponsorizziamo tutti i candidati, al di là del colore poi 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, noi daremo spazio a questi di Chioggia. Ecco, e invito personalmente non solo a iniziare a ragionare di votare i candidati locali e non di fuori, ma di porre già da adesso attenzione a chi, per motivi anche poco chiari, vi verrà a proporre candidati da fuori, ok? Vi diranno, ma tanto quelli da fuori, quelli locali non sono capaci a fare nulla, noi avremo una certa rappresentanza, con questa rappresentanza otterremo di più, tutte balle, tutte fesserie, i motivi per cui un chioggiotto vi verrà a proporre un candidato da fuori è semplicemente perché ha fatto una trattativa e porta a casa qualcosa, non dico che porta a casa dei soldi, ma ha delle promesse di avere dei vantaggi politici o di altro genere. Ecco, questo è quello che vi sto dicendo. Ecco, voi sapete che quando mi metto in testa qualcosa non mi tiro indietro, quindi vi dico già da ora che non solo daremo una mano a tutti i candidati locali, ma faremo la guerra a chi invece viene a proporci candidati da fuori per gli interessi delle altre città. Ecco, ve lo dico già
in modo molto 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 esplicito. Ecco, spero di avere il tempo di fare altri passaggi. Vi voglio dimostrare alcune, questa serve l'idea, non so se ci riuscirò perché il tempo non è tantissimo, ma voglio dimostrarvi alcune situazioni che abbiamo ripreso in cui praticamente il peso dei voti, non delle parole, non delle raccolte dei film, ha dato dei risultati in pratica. Ecco, e questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa. Quindi io mi rivolgo soprattutto a quelli che sono un po' disinamorati della politica, quelli che non vogliono andare a votare, agli incerti, a cominciare a pensare all'interesse della nostra città, perché se Chioggia ha un certo peso all'interno della regione Veneto, il vantaggio è per tutti. Non importa che ci sia l'Erica Baldini, piuttosto che Beniamino, piuttosto che... importa che ci siano dei Chioggiotti. Ecco, per il momento è tutto. Voglio tornare presto su questo argomento e spero di darvi in mano delle cose concrete che vi facciano capire l'importanza di votare i candidati Chioggiotti.